E dopo una settimana del turno di riposo, la Rotoblast Volano Volley è tornata su un terreno a giocare una partita di pallavolo per la sesta giornata. La squadra di Luca Parlatini se la vedrà con il Blue Team Pavia di Udine. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, sesta giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra la Rotoblast Volano Volley e il Blue Team Pavia di Udine. Allora, come detto, dopo una settimana di stop siamo di nuovo tornati a carezzare le partite di pallavolo e quindi siamo di nuovo qua a goderci lo spettacolo che questo grande campionato ci potrà permettere di goderci dal primo all'ultimo pallone che verrà posato su questo parquet dell'Arena Biancorossa. Allora, mandiamo subito i saluti iniziali. Un saluto va al mio scoutman di fiducia Andrea Zeni, che nel corso del set mi aggiornerà con i suoi punteggi sull'andamento di questi set di questa sesta giornata. Un saluto anche al nostro regista Fabrizio Saba che oggi torna dalla bellissima vacanza nel bel mezzo del Ferrari Challenge di Imola, quindi siamo di nuovo contenti di riaverlo qui. E mandiamo anche un saluto a colui che ha fatto il vice regista Michele Galbero, che oggi torna ovviamente in tribuna a godersi una partita dalla tribuna stampa, diciamo così. Un saluto va anche a Emma Galbero, che oggi, prima di subire l'intervento che lo terrà un po' di nuovo ferma ai box per gran parte della stagione, torna in panchina per sostenere le proprie ragazze, quindi non sarà qui a dare il commento tecnico a me, però la ringrazio comunque per la disponibilità che mi ha dato anche per le successive partite. Mando anche un saluto alle persone che più seguono il nostro canale YouTube, a cominciare da Livia Tresoldi, la nostra ex centrale che adesso è in Forza Lecco, che sicuramente dalla cittadina lombarda ci sta seguendo. E un saluto a tutti gli amici di Elena Pierobon che ci seguono direttamente dalla Toscana, quindi uno dei paesi, in una delle regioni più lontane, quindi un saluto anche a voi. E ovviamente, come detto, un saluto anche a tutti voi che ovviamente seguite il nostro canale YouTube, perché ovviamente gli ascolti sono anche molto alti anche grazie a tutti voi di Volano, di Trento, di Rovereto, di tutto il Trentino e anche dei fuori regione che ovviamente ci seguite proprio per osservare ovviamente le nostre bambine, le nostre ragazze che oggi sono tornate a giocare una partita di pallavolo. Vediamo come sarà l'andamento. Intanto vi informo della classifica che le ragazze di Luca Parlatini stanno avendo all'inizio di questa sesta giornata. Allora, a comandare la classifica della Girone C della Serie B1 è l'Eurogroup Alta Frate con 12 punti di vantaggio, ovviamente però con una partita in più. L'Euro Montaggi Group SRL di Porto Mantovano 11 punti, l'Arena Volley Team Verona 11 punti, l'Ipac Volley 90 Vicenza 9 punti insieme alla Nardi Pallavolo Volta Mantovana, l'Altimut Giorgione Treviso 8 punti, poi ci siamo noi Rotoblast Volano Volley a 7 punti, Blue Team Pavia Udine 6 insieme alla Fantini Forceri Ostiano, il Colle del Consorzio di Padova 6, Tecnimetal Piadena 3, Cortina Express in Moco 2 e all'ultimo posto lo Spaccavolley Verona con 0 punti. E allora ci siamo, manca sempre meno all'inizio di questa giornata. Intanto vi leggo anche i roster delle nostre due squadre che oggi si affronteranno qui all'Arena Biancorossa di Volano. Cominciamo da quello della Rotoblast Volano Volley, che ha numero 1 Caterina Miori centrale, numero 2 capitana Jessica De Val centrale, numero 5 Anna Cramerotti, che oggi però non gioca nel ruolo di libero ma giocherà nel ruolo di banda, quindi schiacciatrice. Emma Galbero, che oggi verrà a dare un po' di sostegno alle nostre ragazze, anche se probabilmente non giocherà, avrà addosso la maglia del libero. Fulvia Gridelli centrale, Elena Pierobon numero 10 libero, Federica Braida numero 11 palleggiatrice, numero 12 Emma Orlandini schiacciatrice, Carlotta Petrusiello numero 13 opposto, Alice Bellini 14 schiacciatrice, Asia Calza 15 centrale, Chiara Paoli 17 palleggiatrice e Ilenia Calza 18 schiacciatrice. E a comandare la panchina della Rotoblast Volano Volley il nostro condottiero Luca Parlatini. Ad assisterlo, seppur non dalla panchina, è coach
in seconda Leonardo Menapace. Dal lato blu team Pavia Udine, numero 2 Maria Marcuzzi, Maria Marcuzzi, numero 2, numero 3 Margherita Mannini, numero 4 Serena Blasi, numero 5 Jenny Ponte, numero 6 Letizia Franceschini, numero 7 Elisa Cecco, numero 8 Elisa Occo, numero 10 Carola Ollino, numero 11 Rachele Morettini, numero 12 la capitana Giulia Pascucci, numero 14 Sofia Pagotto, numero 15 Esther Bertolla, numero 17 Giada Sangoi. A comandare la panchina della formazione di Udine sarà il signor Stefano Castegnaro. Ci siamo quasi allora per l'inizio di questa sesta giornata. E quindi siamo davvero pronti, perché adesso qui si stanno battendo gli ultimi servizi prima di cominciare a fare sul serio. Intanto vi lasciamo un attimo con le immagini e vi lasciamo intanto godervi per un attimo anche come si respira qui all'Arena Biancorossa questi ultimi istanti prima della partita. Qual è? Questa? Questa. 100. Hai solo questo? I'm trying to find. Te le posso spostare intanto? Nel PC. Questa cerco di capire se riesco a fermarla. Ok. E adesso ascoltiamo lo speaker Paolo Scrinzi per l'introduzione di questa giornata. Il nostro motto è siamo nella vita. Il nostro capitano deve essere così è il capitano delle quindi il nostro capitano e benvenuti da Reina Borrosa a casa dei Orlori. Siamo stati durati il campionato nazionale serie B1 di lunedì. Vi conto di essere stata proprio di più di pagine di Udine. Altro controllo. Io anche poi uno scala di Breccia. Quindi la signora scala una di Breccia. Poi lo stanno bene. Libero.
E allora ci siamo adesso pronti ad ascoltare lo starting player perché tra poco non si scherza più. Allora cominciamo. Starting six, Blue Team Pavia Udine. E adesso starting six, Rotoplas Volano Volley. Allora, nessuna sorpresa da parte delle due formazioni che ha riconfermato gli starting six visti nelle ultime due giornate. Ovviamente noi non giochiamo dalla quarta giornata, loro invece hanno giocato anche la scorsa giornata. Sta per cominciare allora la partita. Il primo servizio è per Esther Bertolla, lato Blue Team Pavia Udine. Quindi ragazzi, mettetevi comodi, scatenate l'inferno e alla prima battuta andiamo, perché si comincia e adesso non si scherza più. Servito battuto su Orlandini, Braida, attacco di Orlandini e al primo attacco di Emma Orlandini è vincente. 1-0 Rotoplas, che firma il primo punto della sua partita. Jessica De Valle al servizio. Arriva l'ace di Jessica De Valle. 2-0 Rotoplas, che è iniziato. Ancora Jessica De Valle al servizio. Ancora battuto il servizio. Questa volta il servizio è out. Primo punto anche per il Blue Team Pavia Udine. 2-1 il punteggio a favore sempre della Rotoplas. Margherita Manini ora al servizio per la formazione allenata da Stefano Castegnaro.
È stato detto chi è il capitano, che se non erro è stata Fulvia Gridelli, è stata nominata capitana. Servizio di Manini. Battuto in questo momento. Riceve Alice Bellini. Braida, lato di Carlotta Petruziello. Carlotta Petruziello, la Carli PIM. Firma il terzo punto. Al servizio. Va proprio la Carli. Carlotta Petruziello. Servizio battuto sul libero Ponte. Il palleggio di Manini. L'attacco tentato da Ollino che non è andato a buon fine. E quello di Carli sì invece. 4-1 Rotoblast, che sta intanto conducendo alla grande questo primo set. Partita veramente a bomba. Ancora Carli al servizio per la formazione biancorossa allenata da Luca Parlatini. Riceve. Forse ha toccato il tetto, ma non se la vede l'arbitro. Però Piero Bon, però concesso da free ball. Manini, attacco subito di Marcuzzi e vincente. 4-2, timida protesta di Elena Piero Bon sia sul primo arbitro che sul secondo arbitro, ma nel primo e nel secondo i signori Antonio Moscardi e la signora Sara Noira di Brescia non hanno accettato la decisione. Ace 3-4 adesso. Ovviamente questa volta era un tocco abbastanza evidente. L'ace era di Carolina Ollino, che adesso è pronta a un'altra battuta per la sua formazione. Sempre su Bellini. Federica Brai dal lato di Gridelli, difeso da Ponte. Ponte però concede la free ball. Gridelli, Braida, ancora Gridelli e stavolta Fulvia mette giù il pallone. 5-3 per la Rotoblast. Quindi adesso la Rotoblast sta conducendo con 2 punti di vantaggio. Il servizio Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Ponte. Gridelli subito. Fulvia Gridelli 6-3. Sesto punto Rotoblast. 6-3 il punteggio. Ancora Emma Orlandini al servizio per la formazione allenata da Luca Parlattini. Servizio battuto su Blasi, messo un po' in difficoltà. Attacco in pallonetto provato subito Gridelli. Fulvia Gridelli 7-3. Ancora Emma Orlandini al servizio. Battuto il servizio su Ponte. Poi in difficoltà Serena Blasi. Attacco out. Sì, confermato. 8-3 il punteggio. Ricordiamo che tra Udine e Volano c'è solo un punticino a separarle. 6 punti Udine, 7 Volano. Servizio ancora, battuto da Orlandini. Attacco subito Marcuti vincente. 8-4 il punteggio. Maria Marcuti, proprio lei, l'autrice dell'ultimo punto, va al servizio per la formazione allenata da coach Castegnaro. Servizio battuto su Bellini, Braida, Bellini, attacco murato. Sì, attacco murato, sì. 5-8. Gli arriva il primo punto a muro del Blue Team. 5 punti Blue Team. Rotoblast 8. Ancora al servizio Marcuzzi. Servizio con l'ausilio del net. 6-8. L'ausilio del net. Ancora Marcuzzi al servizio. Riceve, sfiorare il tetto. Gridelli ha una mano sola. Un po' in difficoltà, attenzione adesso dall'altra parte. Attacco out.
di Pagotto. 9-6. Provato la difesa, la formazione di Luca Parlatini, ma non sono riusciti questa volta a difendere in maniera ottimale, però apprezziamo lo sforzo comunque. Sofia Pagotto al servizio, 9-7 a favore sempre della Rotoblat. Servizio battuto su Bellini, Piero Bon, lato di Bellini. Bellini viene murato il suo attacco, ancora Bellini ad attaccare. Difende Ponte. Palleggio di Mannini. Questa volta l'attacco di Serena Blasi vincente, 8-9 il punteggio. 9-8 il punteggio. Servizio battuto. Attacco è Ace, campo, quindi Ace. Ace di Pagotto, 9 pari. Forse è pronto il time out. Dato time out, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 9 pari il punteggio dopo un inizio a bomba della Rotoplas. Blue Team è risorta e adesso si ritrova in parità. 9 pari il punteggio. Sofia Pagotto al servizio. Piero Bon. Braida dal lato di Bellini. Prova l'attacco ma viene difeso da Ollino. Attacco di Blasi difeso da Piero Bon. Braida. Bellini. Ole! Alige Bellini 10-9. Federica Braida al servizio per la attacco, servizio out, 10 pari. Sono problemi, vero? Serena Blasi al servizio adesso per la formazione di Udine. Prova Piero Bon, free ball concessa. Però bisogna rimettere ordine adesso. Attacco impallonato provato da Ollino che non è andato a buon fine. Bellini dall'altra parte difende Blasi. Palleggio di Manini. Prova l'attacco Ollino ma non è andato a buon fine anche con lo zio del muro. Bellini pallonetto. Dall'altro lato attacco difeso. Ne va subito dall'altra parte. Subito Braida difende Bellini con lo zio del muro però dall'altra parte pallonetto. Braida, mamma mia la seduta, cosa che palleggio ha fatto la seduta. Braida 2 volte difende. Petruziello Carli, mamma mia che punto, 11-10. 2 volte Braida e tra l'altro palleggio da seduta in bagger proprio da che palleggio assurdo. 11-10. Servizio di Bellini. E arriva l'Ace. Nulla può Serena Blasi. 12-10. Azione ancora. Servizio ancora di Bellini. Autrice dell'ultimo Ace.
Questa volta è out. Quindi 11-12. Ah, volevo che mi facevi vedere Chrome. Oh, sì, no, ce l'avevo sotto. Il commento. 12-11. Allora, servizio out di Bellini dopo l'ace di poco fa. Servizio Ester Bertolla. Battuto su Bellini. Federica Braida. Deval. Pallonetto. Difesa vincente. 12-13. Siamo sul 13-11. Servizio di Margherita Manini. Orlandini riceve il servizio. Lato Bellini. Servizio. Attacco out. Siamo sul 13 pari, infatti. Infatti mi sembrava 13 pari. Servizio ancora Margherita Manini. Di nuovo alla parità l'Arena Biancorossa. Servizio battuto. Riceve Orlandini. Braida. Orlandini attacca Murata, però difende Piero Bon. Carlotta. Carlotta. Un altro super attacco di Carli. 14-13. E va proprio lei al servizio, l'autrice dell'ultimo punto, Carli. PIM. Battuto. Tutto il servizio. Allora, 14 pari, servizio affidato a Carola Ollino. Riceve ancora Bellini. Braida. Bellini al centro. In campo. In campo. Alice Bellini. Alli Bellini. 15-14. Servizio Emma Orlandini al servizio. Emma Orlandini. Servizio battuto con l'audio del net. Attenzione, difende Orlandini. Petruziello. C'è il tocco a muro, no. 15 pari. Servizio di Marcuzzi. Con l'ausilio del net riceve Piero Bon. Bellini. A tutto braccio Alice Bellini. 16-15 il punteggio. Servizio di Gridelli. Battuto su Pollino. E arriva l'ace però. 17-15. Tanto coach del Blue Team. Fulvia Gridelli al servizio. Battuto su Jenny Ponte. Manini. L'attacco di Blasi viene difeso dal muro e poi da Orlandini. Bellini. Bell'attacco di Alice. 18-15. Forse adesso arriverà il time out per il Blue Team. Eccolo qua chiamato. Andiamo con un altro spot pubblicitario. Ah, non sai che mi è.
Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano, siamo sul 18-15 nel corso del primo set di questa sesta giornata del campionato di Serie B1 Girone C. Servizio di Fulvia Gridelli, battuto su Ollino. Manini, attacco proprio di Ollino, che però viene difeso da Carlotta Petruziello. Deval in difficoltà un pochettino nell'attacco, però c'è una free ball concessa. Petruziello riceve. Non è stato un ottimo palleggio questo. Peccato, 16-18. Potevamo sfruttarlo questo attacco, però purtroppo non sempre può andare bene un'azione. Sofia Pagotto al servizio. Riceve Orlandini. Braida. Carlotta pallonetto e difende Jenny Ponte. Manini. Subito l'attacco di Bertola. Ed è vincente il suo attacco. 17-18. Servizio di Pagotto. È stato battuto, difende Jenny Ponte all'attacco di Bellini. Free ball concesso da Serena Blasi. Riceve Orlandini. Braida. Petruziello. Attiva la difesa di Pagotto. L'attacco di Blasi è vincente. Torna alla parità all'Arena Biancorossa, 18 pari. Vediamo il servizio. Riceve Piero Boma, c'è la ace di Pagotto e qui prima volta in vantaggio per il Blue Team. 19-18 per Udine. Time out per la Rotoplas, spot pubblicitario. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Insomma, il Blue Team, dopo una serie di 37 punti, per la prima volta è passata in vantaggio nel corso di questa partita. Servizio battuto. Riceve Piero Bon. Braida. Bellini. Vincente l'attacco di Alice. 19 pari. Alice Bellini. Federica Braida al servizio. Servizio battuto su Blasi. Manini. Pagotto con l'ausilio del net, però viene difeso da Piero Bon. Bellini un po' presa in controtempo per l'attacco. Pallonetto di Blasi, difende Bellini. Braida. Carlotta Petruziello. Mamma mia. A sfiorare il palo di sostegno della rete. Il libero Ponte. Bellini. Scusate, Carlotta Petruziello. Di invasione contro Udine. 20-19. Di nuovo vantaggio Rotoblast. A servizio ancora Federica Braida. Battuto il servizio. E arriva l'Ace. 21-19. Forse è pronto già un altro time out per Castagnaro. Andiamo col mini spot. Eccoci nuovamente in diretta. 21-19.
Mancano. Siamo arrivati all'epilogo di questo primo set, che sembrava dominato dalla Rotoplas e poi si è tornato in perfetto equilibrio. Servizio di Braida, stavolta è out. 20-21. Serena Blasi al servizio, una ex del Trentino, tra l'altro. Servizio battuto da Blasi, riceve Orlandini. Subito l'attacco vincente di Carola Ollino. Torna alla parità, 21 pari. Servizio battuto da Piero Bon, Braida. Petrucciello, attacco vincente con mani out di Manini. 22-21, di nuovo vantaggio Rotoplas. Fulvia, no scusate, adesso al servizio c'è Alice Bellini. Servizio battuto, out. 22 pari. Ester Bertolla. Ester Bertolla. Piero Bon riceve. Petrucciello difende. Le va attenzione. Ai. Doppia. Schiatta contro Braida. Vantaggio Udine 23-22. Ancora Ester Bertolla al servizio. Riceve Bellini. Braida. Petrucciello. Attacco vincente. 23 pari. Adesso al servizio la capitana Rotoplas, Jessica De Val. Servizio battuto su Ollino. Attenzione, Ollino attacca. Murata da Petrucciello di Ponte. Attacco ancora di Ollino. Difende De Val. Braida. Bellini. Vincente. Pallonetto vincente 24-23. C'è il set ball adesso per la Rotoplas. 24-23. Alice Bellini al servizio. Servizio di De Val, out. Prima palla stretta annullata, 24 pari, si va ai vantaggi. Margherita Manini. Battuto su Orlandini. Braida. Orlandini attacca. Mani out. Orlandini. 25-24. Di nuovo vantaggio Rotoplas. Di nuovo set ball. Carlotta Petrucciello al servizio. Battuto servizio in rete. 25 pari. Carola Ollino. Servizio battuto. Riceve Bellini. Braida. Petrucciello difende. Manini, mamma mia, a sfiorare il tetto. Oh, attenzione. L'attacco viene difeso proprio da Bellini. Orlandini. Mani out. Ancora un altro set ball Rotoplas. Nuovamente in vantaggio ai vantaggi Rotoplas. 26-25. Ma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Ponte. Attacco subito di Marcusi e vincente, 26 pari.
Va proprio Maria Marcuzzi, l'autrice dell'ultimo punto, alla battuta del servizio per il Blue Team Pavia di Udine. Battuto il servizio su Orlandini, Braida. Alice Bellini. Mamma mia che attacco di Alice. 27-26. Fulvia Gridelli al servizio. Vediamo se è la volta buona per la Rot. Blast riceve Blasi. Attacco subito provato da Bertola, ma non è andato a buon fine. Bellini, Murata. Ancora Bellini. Murata. Bellini. 27 pari. Un'altra palla set annullata dal Blue Team. Sofia Pagotto al servizio. Battuto su Piero Bon. Federica Braida. L'attacco di Petruziello. 28-27. Ancora un altro set ball per la Rotoblast. Quarta palla set. Federica Braida al servizio. Andiamo il servizio. Battuto su Ollino. Attacco di Blasi. Attacco vincente. 28 pari. Allora, 28 pari, Serena Blasi al servizio. Riceve Piero Bon. Braida. Petruziello. 29-28. Quinta palla set per la Rotoblast. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto. Battuto. Attenzione. Nella zona di nessuno. Free ball per la Rotoblast. Da sfruttare assolutamente. Carlotta Petruziello. Chiude il primo set. 30-28. Ci rivediamo per l'inizio del secondo set. Andiamo con gli sponsor. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you
Allora, siamo nuovamente in diretta col botto, possiamo dire, visto che mi è caduta la sedia. Spero che non si sia sentito, nel caso ci scusiamo. 1-0 Rotoblat alla fine del primo set. Il risultato è a favore della formazione di Luca Parlatini, ha chiuso il primo set per 30-28. Alice Bellini al servizio del secondo set della prima frazione. E arriva il primo servizio battuto. Attacco subito di Ollino che non è andato a buon fine. Orlandini, primo attacco vincente. 1-0 Rotoblast. 1-0 Rotoblast. Allora, riepilogo dei punti intanto che Alice Bellini fa il primo servizio. Jessica De Val 1 punto, 4 punti Fulvia Gridelli, 1 punto Elena Piero Bon. C'è una free ball adesso per la Rotoblast. De Val subito 2-0. Federica Braida 1 punto, 3 punti Emma Orlandini, 10 punti Carlotta Petruziello il nostro posto e 8 punti Alice Bellini. Lato Blue Team Pavia di Udine, 4 punti Marcuzzi, 4 punti Serena Blasi, 3 punti Carola Ollino, 4 punti Sofia Pagotto, 1 punto Esther Bertolla. Free ball per la Blue Team. Battuto subito Petruziello 3-0. Attenzione, attacco difeso da Piero Bon. Orlandini in muratta, 2 volte De Val. È vincente, 4-0. Alice Bellini al servizio. 4-0 Rotoblast. E diventano 5. 5-0 Alice Bellini. 5-0 Alice Bellini. Siamo pronti per il time out del Pavia Udine. E allora mini spot. Pronto il servizio di Alice Bellini di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano. 5-0. Battuto il servizio, stavolta in rete, peccato. 1-5 il punteggio.
Servizio per Blue Team. Se non ero con Ester. Esatto, Bertolla. Pallonetto di Orlandini vincente. 6-1. Jessica De Val al servizio. Attacco provato, pallonetto, ma gli è rimbalzato sul naso a Sofia Pagotto. 7-1 il punteggio. Jessica De Val al servizio. Servizio battuto su Pollino ed è late. Dominio bianco-rosso nel secondo set. 8-1. Al servizio di De Val su Blasi. Secondo ace di fila. 9-1. È un dominio totale della Rotoblas. Forse sono pronti dei cambi per il Blue Team. Esatto. Letizia Franceschini prende il posto di Serena Blasi. Jessica De Val al servizio. Servizio stavolta out. 2-9 il punteggio. Margherita Manini al servizio adesso per la formazione di coach Castegnaro. Battuto il servizio su Emma Orlandini. Braida, centro subito, Fulvia Gridelli. 10-2 il punteggio. Carlotta Petruzziello al servizio. 10-2 il punteggio. Servizio battuto. Attacco tentato subito. Da Sofia Pagotto. 3-10 punteggio. Carola Ollino al servizio. Servizio battuto. Bellini riceve, Braida. Carlotta Petruzziello viene difeso il suo attacco. Attenzione. Attacco sbagliato di credo Letizia Franceschini. 11-3 il punteggio. Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Libro Ponte. Attacco subito di Pagota e vincente. Mani out. 11-14. Scusate, 11-4. Chiedo scusa. Piccolo lapsus. Maria Marcuzzi al servizio per la formazione bianco-blu di Udine. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Bellini, attacco vincente, poi out e 12-4. Fulvia Gridelli al servizio. Fulvia Gridelli al servizio. Inizio battuto su Franceschini. Dall'altro lato la Rotoblas. Bellini con nastro e linea laterale. Bellini punto vincente. 13-4.
Time out e andiamo con gli sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. (13-4) il punteggio nel corso del secondo set. Siamo di nuovo in collegamento dall'arena biancorossa di Volano. Un ottimo secondo set della Rotoblast, che adesso lo conduce con ben 9 punti, massimo vantaggio della partita. Fulvia Gridelli al servizio per la formazione biancorossa di Luca Parlatini. Servizio battuto con l'ausilio del net. Dall'altro lato Letizia Franceschini, attacco sbagliato di Letizia Franceschini. Più 10 Rotoblast, adesso sono 14-4 i punti. Fulvia Gridelli al servizio. Servizio battuto su Pollino. Attacco subito di Pagotto e Vincente. 5-14 punteggio. Sofia Pagotto, l'autrice dell'ultimo punto, al servizio su Elena Pierobon, che deve ricevere il pallone. De Val che deve attaccare, viene difeso da Pagotto. E poi l'attacco vincente, credo di Margherita Manini. 6-14 punteggio. Ancora Sofia Pagotto al servizio. Riceve Braida subito. Stavo dicendo, ha ricevuto Piero Bon. 15-6 il punteggio. Federica Braida, l'autrice dell'ultimo punto bianco-rosso, al servizio. Attenzione, attacco di Pollino viene difeso da Piero Bon. Bellini difende Ponte. Franceschini difende Orlandini. Bellini difeso il suo attacco. Manini, pallonetto provato. Fischiata la portata, prova la doppia a Bellini. 7-15 punteggio. Servizio battuto, Bellini. Fischiata la ripetizione del set. Qui, scusate, del set del servizio. Probabilmente perché c'era un'incomprensione forse credo forse sul tabellino del segnapunti elettronico. Vediamo. Infatti punto. Fallo di rotazione del blue team. Ecco perché. Fischiato la doppia subito. Fischiato alzando i due pollici. E poi è andato dal primo arbitro per dirgli che era fallo di posizione da parte del blue team. Quindi 16-7 il punteggio. Siamo sul 16-7. Ovviamente il punteggio dell'arena biancorosso non è stato aggiornato. Eccolo qua che viene aggiornato. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto. E arriva l'Ace. Che bomba di Alice Bellini. 17-7. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto in pallonetto, riceve Pollino.
Al centro, murata De Val. Sofia Pagotto viene murata dalla nostra capitana. 18-7. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto. Stavolta è out. 9-18. Scusate, 18-8 in realtà. Forse ho letto male io il punteggio. Magari. Servizio battuto su Bellini. Braida. Orlandini subito. E attacco vincente. 19-8 il punteggio. Andrea. 19-8. Jessica De Val ora al servizio, la nostra capitana. Cambio però per la Rotoplas. Attacco out. Ah, è andata bene la Rotoplas. 20-8. Sembrava pronto il cambio, in realtà no. 20-8. Cambio adesso per la Rotoplas. Fulvia Gridelli esce e dà il posto ad Asia Calza. È talmente incredibile questo punto perché era pronto il cambio. Jessica ha battuto. No, non è da rifare. No, guarda che ha battuto. Corretto. Forse bisogna capire questo punto. Intanto rimettiamo il 19 a... No, infatti è 20. Infatti è aggiornato 20-9 adesso il punteggio. Allora, infatti, forse Michele Galbero deve tornare a fare il regista al mio fianco quando avrò sua figlia Emma al mio fianco come commento tecnico. E te Fabrizio giù insieme ad Alan a fare il tabellino. Sto qua io. Sì, meglio. Anche perché è più bello sentirmi parlare, venirmi dietro. Io sono che ti picchio e ti difendo. Esatto. Invece che Alan che mi vuole spegnere il microfono ogni parola che dico. Servizio battuto e arriva l'Ace. Un attimino di accorcia le distanze la formazione del Blue Team con Elisa Occo. Vediamo se è pronto un'altra battuta. Servizio battuto su Alice Bellini. Braida. Calza ci ha provato. Asia calza ma non è andata a buon fine il suo attacco. Attacco subito di Sofia Pagotto. 11-20. Quella Rotoplas c'ha tanti punti da amministrare, quindi ci può stare anche un momento di break delle avversarie. Servizio battuto su Bellini. Braida. Orlandini subito ad attaccare, però viene difeso da Franceschini anche con l'ausilio del muro. Pallonetto provato. Subito Petruziello subito ci ha provato. Attacco e tocco a muro, sì, esatto. Quindi punto vincente di Carola Ollino. 12-20. Forse potrebbe arrivare. No, non arriva. Quindi andiamo avanti con la nostra telecronaca. Sempre adesso ce ne sono. Si è accorciate le distanze, 8 punti a separare le due formazioni dopo un break, dopo un vantaggio di più 12 che è stato il massimo della partita. Petruziello subito. Che bomba di Alice, di Carlotta Petruziello, che ha sfondato praticamente la difesa di Jenny Ponte. Fortuna non si è fatta niente perché ha chiesto anche comunque subito scusa. 21-12 punteggio. Subito battuto su Jenny Ponte. Palleggio di Elisa Occo. L'attacco di Pagotto è vincente. Quindi i punti diventano 13 adesso per Blue Team. 21 per la Rotoplas. Volano volley.
Servizio battuto da Ollino, però con l'ausilio del net, però la Rotoblast riesce a difendere, però deve concedere una free ball che Marcuzzi sfrutta. 14-21. Adesso diventano 6 punti. Adesso bisogna però stare un po' attenti perché comunque Blue Team è passato da un più 12 a un meno 12, adesso a un meno 6, quindi sta iniziando a recuperare molti punti. Riceve Orlandini e arriva l'Ace. Forse Luca Parlatini potrebbe chiamare adesso il time out. Ed eccolo qua, il spot per noi. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Adesso i punti sono 6. 21-15 punteggio. Servizio battuto da Ollino. Orlandini, attacco vincente. Niente da fare per Jenny Ponte. 22-15 punteggio. Adesso al servizio Emma Orlandini per la Rotoblast Volano Volley. Servizio battuto, riceve Franceschini. Attacco mani out di Alice Bellini, quindi punto vincente di Sofia Pagotto. 22-16. Pronto il servizio per la formazione del Blue Team con Marcuzzi. Servizio out, 23-16. Ne mancano solo 2 alla Rotoblast. Asia calza al servizio. Caterina Miori pronta ad entrare per Jessica De Val. Asia calza al servizio. Servizio out. 23-17. Elisa Occo al servizio. No, scusate. Al servizio Sofia Pagotto. Servizio out. 24-17. Set ball Rotoblast. Set ball per la Rotoblast con Federica Braida. Battuto il servizio. Attenzione. Difende Bellini. Braida. Bellini per chiudere. E chiude Bellini. 25-17. 2-0 Rotoblast. Ci vediamo all'inizio del terzo set. Torniamo tra poco. Adesso sponsor. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones?
supposed to take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start does the bones take you? Do you feel your bones start take you? Take you out? Do you feel your bones start does the bones take you? Do you feel your bones start take you? Take you out? Do you feel your bones start does the bones take you? Do you feel your bones start take you? Take you out? Do you feel your bones start does the bones take you? Ecco nuovamente in diretta, siamo dall'Arena Biancorossa di Volano. Secondo set che rispetto al primo dove è stato molto più equilibrato, qui ha visto quasi un dominio schiacciante della Rotoblast, anche se verso la fine c'è stato un timido recupero da parte delle ragazze del Blue Team. 2-0 il punteggio, quindi sicuramente un punto è già in cassaforte per le nostre ragazze, che abbiamo già la certezza di salire a 8 punti in classifica. Scusate, a 9 punti in classifica, chiedo scusa perché noi siamo a 8 in classifica. Primo punto firmato da Carola Ollino. Primo punto, 1-0 il punteggio. Allora, riepilogo punti della formazione delle due squadre. Jessica De Val 6 punti, Fulvia Gridelli 5, Federica Braida 2, Emma Orlandini 7, Carlotta Petrusiello 12, Alice Bellini 13, 45 punti di squadra. Servizio battuto su Piero Bon da parte di Invasione, 1 pari. Nonostante l'attacco di Orlandini era comunque vincente. Blue Team Pavia di Udine 6 punti Maria Marcuzzi, 1 Manni Margherita, 4 Serena Blasi, 1 Elisa Occo, 5 Carola Ollino, 10 punti Sofia Pagotto e 1 Ester Bertolla. 28 punti di squadra. Battuto il... attacco sbilenco. 2-1 il punteggio. Sbagliato l'attacco di Ollino. Ha provato il pallonetto ma gli è rimbalzato dietro. Servizio battuto da Jessica De Val su Ponte. Attacco vincente, 2 pari. Carola Ollino sul 2 pari. Servizio per la invasione contro la Rotoblast. 3-2. Servizio per Carola Ollino. Battuto il servizio. Braida. Petruziello pallonetto out. Sì. 4-2 il punteggio.
Carlotta Petrucciello 3 pari. Servizio battuto con l'ausilio del net. Fallo di portata, 4-3 il punteggio. Servizio battuto. Braida. Orlandini dal suo attacco viene difeso. Prova l'attacco, difeso da Petrucciello, però mi sa che sarà costretta a concedere una free ball, che infatti eccola qua. Attacco subito, vincente di Marcuzzi. 4 pari. Maria Marcuzzi al servizio, 4 pari il punteggio. Attacco, servizio out. Vinco a 4. Servizio in rete di Emma Orlandini. 5 pari. Servizio di Giada Sangoi. Fulvia Gridelli. Punto vincente. 6-5. Fulvia Gridelli al servizio. Servizio battuto. Riceve Pagotto. Manini. Pagotto attacca. Invasione di Federica Braida. 6 pari. Sei pari. Soffia Pagotto al servizio. Battuto su Orlandini il servizio di Pagotto ed è un ace che vale il vantaggio. 7-6. Servizio che ha colto un pochettino impreparato Orlandini. Servizio di nuovo battuto su Orlandini, che per 2 volte, però questa volta gli è andata bene. Servizio Bellini difende l'attacco di Ollino. Bellini attacca, mani, out, ma è 7 pari. E adesso siamo di nuovo in parità, 7 pari il punteggio. Federica Braida al servizio. Servizio battuto. Arriva l'ace! Federica Braida, 8-7. Ancora Federica Braida al servizio. Battuto al servizio. Su Kenny Ponte, arriva l'ace, 9-7. Federica Braida ancora lei al servizio, autrice di 2 ace consecutivi. Servizio battuto. E un altro ace! Torquay ace di Federica Braida, che come nel bowling 3 volte ha fatto strike. Terzo ace di fila, Torquay. O Turcari, non mi ricordo mai come si chiama. Servizio battuto stavolta. Ponte riesce a ricevere bene. Braida difende. Una bomba. Braida. Scusate.
Bellini. 11-7. Mamma mia. Ottima la difesa. Time out per il blue team. Andiamo con lo mini spot. Nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. 11-7 il punteggio. 11-7 Porta. Servizio ancora di Federica Braida. Battuto il servizio. Oh, la 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 la. Arriva il servizio. Carli. 12-7. Ancora Quaglia, scusate. Ancora Braida. Il suo servizio. E si va avanti così. 3-17. Più 5. No, scusate, più 6. 3-17. Ancora Federica Braida. Riceve Ponte. Manini. Attacco. Murata da Deva e da Petruziello. 14-17, un monster block. Ancora Federica Braida al servizio. Servizio battuto su Jenny Ponte, sempre lei a ricevere. Pallonetto di Fede Bellini, Braida. Carlotta Petruziello, stavolta è out. Peccato però, una bella sequenza Federica Braida. Autrice di 3 ace consecutivi e poi servizio battuto da Elisa Cecco, che ha provato a difendere Orlandini. 9-14, attacco di Elisa Cecco se non erro, che va al servizio anche. No, scusate, Carola Ollino deve aver fatto l'attacco. Servizio battuto. Oh, e arriva l'ace di Ollino. 14-10. Tito battuto da Elisa Cecco. Braida. Bellini, pallonetto. Ottima la difesa. Attacco subito. Mamma che bomba di Tangoi. (14 a 11) punteggio. Servito battuto su Bellini. Vai. Oh, attenzione Deval. Tacco out. Sì, tacco out. 15 a 11. Alice Bellini al servizio. Riceve Pagotto.
E attacco vincente di Ollino. 12-15. Margherita Manini al servizio. Margherita Manni al servizio. Chiediamo scusa. Nella mia lista c'è scritto Manini. Ci scusiamo con i tifosi di Udine che ci stanno guardando. Orlandini 16-12. Controllo perché sbarca anche un copilato. Jessica De Val al servizio per la rotula. Attenzione, attacco di Ollino non è andato a buon fine. Petruziello, Carlotta Petruziello 17-12. Sta spostata la tele. Abbiamo il direttore sportivo molto carico, infatti ci ha spostato un po' la telecamera. Vuoi andare a rimettere a posto? Non vedremo l'arbitro, non vedremo più l'arbitro, però vedrete un po' le nostre compagne. Jessica De Val al servizio per la Rotoplas. Servizio battuto. Oi là là. Gridelli. Orlandini viene difeso su attacco anche con l'ausilio del muro. Tangoi. Già da Tangoi. (13 a 17). Carola Ollino al servizio. Servizio battuto. Alice Bellini riceve. Braida. Orlandini Muratta. Robon. Petruziello. Difende Tangoi. Attacco. Difende Bellini. Petruziello. Attacco. E out. Sì. Chiedono il tocco che non c'è. 14 a 17. Emma Orlandini. Carlotta Petruziello al servizio. Allora il polso che vedete lì è il nostro direttore sportivo. Arriva Reis! 19 a 14. Si vede il polso, attenzione. Servito battuto. Tangoi. Orlandini, muro vincente. Cambio per Udine. Blasi. No. Manni lascia il posto a Elisa Occo. Carlotta Petruziello 20 a 14 più 6 Rotoblas meno 5 alla vittoria. Carlotta Petruziello ancora lei al servizio. Riceve Ollino. Tangoi prova l'attacco. Braida. Attenzione, attenzione dall'altra parte. Viene Murata. Ma Occo. Attacco
Con l'ausilio del muro. Peccato. 20-15. Servizio. Attenzione, ci chiamano. Esatto. 5 punti separano le due formazioni. 5 punti separa la Rotoblat dalla vittoria. Intanto la mano intrusa la vedrete sempre fino alla fine della partita, probabilmente. Servizio battuto da Bertola. Gridelli. Ah. Un po' cortino questo attacco. 20-16. Servizio battuto. Stavolta si spegne in rete. 21-16. Cambio. Esce Emma Orlandini ed entra Anna Cramerotti. E va al servizio proprio Anna Cramerotti. Servizio battuto su Ponte. Attenzione, Piero Borri difende l'attacco. Bellini. Attacco vincente. 22-16. Meno 3. Meno 3. Più 6. Meno 3. Più 6. Meno 3. Anna al servizio. Libero Ponte. Tangoi Murata Gridelli. Peccato. Mani out. 17-22. Servizio out. 23-17. Meno 2 adesso. Intanto vi informo che la prossima giornata della Rotoblat Volano Volley sarà time out. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo quasi all'epilogo di questa partita. Al servizio. Sul servizio va Federica Braida. Battuto il servizio su il libero. Attacco. Attacco. No, palla. Tocco a muro, sì, c'è. Quindi 18-23. Sofia Fagotto. Allora vi informo che la prossima partita della Rotoblat sarà sabato prossimo a Noventa Vicentina contro l'Ipac Volley 90. Ricordiamo, neopromossa a 90. La scorsa stagione ha ottenuto la promozione dopo i playoff. Servizio su Cramerotti. Braida. Bellini. Attacco vincente. 24-18. Ci siamo signori, è il match ball per la Rotoblat. 24-18. Federica Braida per la Rotoblat. Servizio battuto. Occo. L'attacco. A sfiorare il tetto Braida. Bellini. Bellini. 25-18. E la completa l'opera la Rotoblat che vince 3-0. 25-18. Possiamo dire che la Rotoblat ce l'ha fatta. 3-0.
La formazione biancorossa di Luca Parlatini ha vinto per la terza partita consecutiva. Complimenti comunque alle nostre ragazze che ce l'hanno fatta. Prima vittoria per 3-0, altri 3 punti conquistati. E adesso aggiornamento in tempo reale della classifica. La Rotoblastale ha 10 punti in classifica. E va sicuramente a superare la Nardi in classifica, perché rimane ferma a 9 per il turno di riposo. Allora, io direi che noi possiamo quasi concludere qua la diretta e lasciarvi solo col commento, con l'audio naturale, perché secondo me merita questo momento di essere goduto fino all'ultimo. Noi chiudiamo qui la nostra diretta. Grazie ad Andrea Zeni per il tabellino punteggi, Fabrizio Saba alla regia, da parte di Lorenzo Minacappelli è tutto. L'appuntamento è sabato prossimo a 90 Vicentina per la diretta della 7ª giornata. Grazie a tutti e l'augurio di una serena notte. Signor Matteo Barbetta del nostro sponsor Eneco. Allora, l'MVP della serata è l'atleta di Dolombo è il numero 14, Benvenuti. Grazie.